Vi lascio con Vivaldi e le sue pute. Buon ascolto. Buonasera. Devo trovare sti ventagli, sei i vostri sti ventagli, devo trovare i ventagli. Ecco. Che mi fa bere aria qua, aspetta un attimo. Ecco, cosa hai detto ancora? Non sto bene, maestro. Cosa è successo? Non sto bene, senti, ti sa che mi sono metà in gondola. Ecco che vago. Mi sono metà in gondola. E dopo la festa di Mocenigo. Qua, svenda. Esatto, maestro, che risotto, secondo me sarà risotto con i papatasi. Ecco, bella roba. No, e adesso come effetto a cantare? Dopo sono venuto qua ieri sera, una scorpassata de morete queste. Ah, non sei ventagli questi. Morete! Maria, paese fogli che ma parte famose nel benissimo mondo. queste qua, ciao. Morete Veronella. Che profumo che E cambia. vino però che non Sei buona a mangiare? Vino a mangiare mossa, ma Hai mangiare? tanta. E il maestro tuo che ha pensato? E allora, tra Il raffreddore maestro suo che ha pensato? che so cascata a Ma gonza. si dice che non mi ha attaccato il bottone. Sti Ma se nobili, anche andare a mangiare da sola, sti nobili, così sa. si non andare a mangiare. Tutto che te conta. Beh, oggi però. Quel beccher, Chi sei il beccare? il beccher. Il beccare? Però sta scorpassata, me secondo me sti Mocenigo, e che appareccia risotto, qui papatasi. E te me lo dite dopo? Dopo non ti dico più il resto. Vabbè, sta contando che si do pronta per cantare. Beh, provo perché non so, ti sa proprio in ottima salute, però me ho detto, ti sa che a me telefona all'Inps 10 volte, il more mai, vedo. Beh, 400 anni, su fino a pagarti la sono ancora in pensione. pensione, dai, mi so guadagnare la pensione, ho seguito 700 concerti, no, come che ha detto Stravinsky 700 volte lo stesso concerto? No. 700 concerti, uno diverso da che altro, dopo che vi faremo sentire, adesso però te canti, cosa sei che te canti? Mi raccomando maestro, ti sa, Mi raccomando maestro, ormai moderato. composto binaria, mi raccomando maestro. Tiente moderato. Perché ti si prete. Soprete. Prete. Ah, togli, non ti dismentegare. Anzi che ne approfitto un attimo perché vedo la benedizione solenne che già fai stigma, te vedi, già fai stigma. Mega passà la veggente del Monteriano, come si chiama, quella che vede la Madonna che parla per la Madonna. E ora vedo la benedizione, visto che so prete. Urbi e adesso, e Parche in da Orbi. Santa Letizia, incipiamus hoc concertum unt audiret duellam fabulosam cui nomen est, insomma mi so latino, mi so capito. Questa ascoltiamo questa dolcissima fanciulla che sarebbe lei, accompagnata da queste sono le mie putte. Voi sapete chi sono le putte? Chi sei che non mi ricordo più perché le gatte. Ragazze. Le gatte, ho capito. Esatto, erano le mie, però quando sono arrivato all'ospedale della Pietà, che era una specie di orfanotrofio, raccoglievano tutte queste bambine e li chiamavano Maria della Pietà, Giovanna della Pietà, Benedetta della Pietà. Ho detto, Tosi, ma basta questa pietà, fai tutti pietà, perché non facciamo qualcosa di interessante? Insegniamo loro a cantare o a suonare uno strumento e poi le chiameremo col nome dello strumento. Lei ad esempio è Benedetta dall'Oboe, le facciamo un applauso. Suona l'oboe benissimo, ma stavolta si esibirà al pianoforte. E lei è invece Candida della Viola, non che sia tanto candida, perché però Candida della Viola che facciamo un applauso. Senti maestro, La grande voce bellissima che adesso mi faccio sentire. ma stasera ha febbre, stai attento maestro, ti sa dove siamo qua?
Veronella. Veronella. Il setto Veronella, vi si traccia da 4.000 anni di questo posto. Ne gagna ancora un'età. Sai Scaligeri. Ne gagna ancora un'età, da 4.000 anni. I veneziani, prima passava l'Adige qua nel 600 che si sta a rotare. A che ora passava Perché, ascolta, perché veniva da Ronco qua fino a Este e dopo si andava via tutto che si stava da Roma. E dopo andate per tornare a casa c'è E l'Adige. dopo questo posto si chiamava Cucca. Soltanto che nel 1902 Alberto Serego, il sindaco, gli ha detto: mi ha tanto un bel nome, insomma, ha detto interpretazioni se un po' di Cucca. quelle. E ora che ha messo il nome Castrum e Veronella. Ah, beh, certo. Però è un paese antichissimo. Perfetto. Adesso butto a cantare o sento qua a fare la lezione che tanto No, ti ho godito perché adesso canta, ascoltami bene. Te sapevi neanche dove che siamo. Cosa sei che te Perché canti? mezzo a barca, si te Cosa sei che te canti? Dopo sappiamo l'Adige che torniamo a casa. non che se se tu l'Adige, bisogna che camminiamo tanto. Ah sì? Io ho appena detto che si sta alla rotta. Dove sei che ha spostato la fermata 600. dell'Adige? Ah, un po' più in là, ok. Dopo. Va più in là? Ok, allora adesso cos'è che te Adesso canti? la prima aria che te fa maestro, non mi No, ricordo più. ma te metti a fare le arie qua, perché tu sei chiuso, non fai arie. Maestro. Si chiamano arie perché sono ovviamente. Me la sa qua i ventagli? Li appoggio qui, va bene? Me la sa qua senza. Allora, si chiamano arie perché le opere sono costituite da diversi numeri. I numeri sono preparati da una mia sinfonia, mia perché avevo composta lì. E poi ci sono queste sinfonie, dopo questa sinfonia di apertura, ci sono solitamente dei recitativi dove si fa, come diceva il Muratori, un recitar cantando, cioè più un parlato su una base di un appoggio sonoro, e poi parte l'aria, ossia la melodia. E adesso quest'aria la facciamo sentire. La tua opera Armida e Campo d'Egitto. Oh, perché lei è brave e canta bene e suona bene. Ma sono patronatelle. E ora per insegnarghe cosa è che facevo me? Allora, inventavo delle storie, costruivo delle opere e così si ricordava Armida che si è collegata a chi? Armida, la figura di Armida si è collegata, visto che non sa niente, no? Alla Armida. Al palazzo di Armida, chi sei? Gerusalemme liberata, no? De Tasso. Oh, De Tasso, ok. E ora, e così imparavano le arie e imparavano anche i brani. E adesso lei vi fa sentire che ha l'effetto sentire. Sorge l'irato Nembo, il Farnace. Racconta, maestro. Ti ricordi tu chi che c'è Farnace? No, maestro. Si ricorda niente. E il Nembo cosa c'è? Aveva 3 neuroni e su 40. 40. E il Nembo cosa c'è? E il Nembo. Non mi ricordo. Cosa? La nuvola, bravo, questo punto che bravo, la soddisfazione, c'è la consolazione del maestro. La consolazione del maestro. Esatto, l'irato Nembo, no? Sarebbe la nuvola tempestosa che si accumula. Farnace è un personaggio che è noto nella storia. Questo neanche la storia mi studia, perché la letteratura non me la studia, non sapeva niente del Tasso. Adesso la storia, mi sbaglia anche la storia. E chi era sto Farnace? Farnace è un re del Ponto, il Ponto Eusino, quella che sarebbe l'attuale Turchia, no? E questo era un discendente dell'antico Mitridate, no? Quello del Ponto? Mitridate era del Ponto, per il quale Mozart aveva fatto poi l'opera, sì. no? Mitridate era del Ponto. Questo Mitridate aveva combattuto contro l'impero romano, ma anche il figlio, era morto poi Mitridate VI sarebbe stato, no? Ma era tremendo Mitridate, ci furono ben 3 guerre mitridatiche, no? contro Roma. Però poi anche morto anche lui, che poi si uccise perché non riusciva a uccidere i romani, quindi si uccise lui. Il figlio Farnace continuò a combattere. E da chi fu vinto? Te ricordi da chi fu vinto? Non si ricorda. No, sento maestro. Non mi ricordo. Da chi fu vinto? Dico, ho imparato a carta il bottone. Fu vinto da Giulio Cesare. Tanto è vero che disse la famosa frase, Veni, vidi, vici. Quando andò a combattere, vinse Farnace, ha detto veni, vidi, vici, sono venuto, ho visto, ho vinto, fine. E adesso, innanzi siamo venuti, abbiamo parlato e ascoltiamo
Cosa ci fai sentire? Bella Allora, questa aria ti ha scritta, maestro, per il Carnevale del 1726. La scritta mi. Sì, ti ha scritta perché il maestro scrive le sue composizioni e poi le porta nei vari teatri. Per non far figuracce a Venezia, lui in turno se le porta prima nei teatri di Vicenza, poi in quelli di Verona, con la scusa di inaugurare, e se c'è il successo del pubblico, allora poi la rappresenta a Venezia. Perché altrimenti se non c'è successo del pubblico, niente teatro, niente Sisina. Si faceva così. Non c'era la SIAE. Dopo è arrivato Berlusconi, che è venuto qua in cielo da poco e ci ha spiegato che bisognava fare una televisione, e Gennady ha detto: ma cosa c'è la televisione? Adesso devo spiegarmi cosa fare. Già era la SIAE, maestro, quindi se tu spendevi tutto e non incassavi, te già eri morto. Beh, adesso ma non non che piace tanto Ischei, tanto, perché si va dare un sacco di soldi per ogni opera, un po' così. Cioè, quel lavoro che facevo. Adesso fa sentire, basta raccontare i fatti nostri. Vabbè. Ma già una giaccoeona. Canta, che te passa? Col sussurro dell'onde, col sussurro delle onde, e la vita ed agitata onde, confonde il cielo e il mare, il cielo e il mare. Ma scelta in un baleno fugge la nube in festa e placido il cielo appar. Ma scelta in un baleno fugge la nube in festa e placido in cielo
girita confondi cielo e mar e cielo e mar. Allora maestro, ti devo dire una cosa, l'Anna Maria del violin, la tua alunna preferita, stasera non c'è. Oh, cosa che te me conti? Ha detto che ti riferisca che se la trova il moroso e che stasera verrà invitato. E adesso? È in una calle, è una festa e non viene. E ora mi procura un bravissimo violinista Ecco che te dico. che da oggi in poi diventerà tuo alunno, ma bravo Ma- setto. Che E viene tu da Brescia. pensava a guardare se si può suonare il violino o se ha qualche cos'altro che ti piaceva? a te? Beh, tanto bello. E Perché se tedesco. Te conosco, Minti, te conosco. E se tedesco. Tedesco. E viene da Dresda. Friedrich von Dresden. Friedrich von Dresden, un bel applauso per Friedrich von Dresden. Friedrich, cammina. Adesso, Friedrich, Friedrich, che ha perso il treno. vieni avanti. Friedrich von Dresden. Ecco che arriva. È timido, è timido. Calma, Friedrich, calma. Guardate del pubblico, vai. Vai. Und drei. Adesso vedete qua. Capisce solo il tedesco e il dialetto veneto. Allora. Übersetzen? Sì? Ok. Allora, e adesso iniziamo le 4 stagioni. A dire il vero, io avrei voluto intitolarla Prosciutto e funghi, Eccolo. perché mi piace prosciutto e funghi, però mi ha detto no, perché prosciutto e funghi non va bene, poi non va bene per tutte le stagioni, allora vabbè, ferme 4 stagioni, e le ho inserite nell'opera 8, ecco l'opera 8, no? Che sarebbe il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Cosa sia cimento tutti lo sapete, no? Anche il dialetto, non sta a mettermi al cimento, cioè non mettermi alla prova, non farmi arrabbiare che diventa me metti alla prova, la pazienza. Allora, cimento è il confronto, la prova, il combattimento tra l'armonia da una parte, eccole, più armoniche di ste brave puttane organizze, e l'invenzione o melodia dall'altra. E io ho fatto in modo che dialoghino tra loro, melodia, invenzione, armonia. In queste composizioni, i cui primi 4 concerti, li ho intitolati le 4 stagioni. La prima, ovviamente, è la primavera. Ma neanche tanto ovviamente, perché di solito le stagioni non comincerebbero dalla primavera, ma lasciamo perdere. La primavera, allora l'ho voluta accompagnare con un sonetto. Giunta è la primavera e festosetti la salutano in coro gli eugei con lieto canto. E il primo momento, e i fonti al mormorar dei zeffiretti con dolce mormorio scorrono intanto. E voi sentirete la musica imitativa che rappresenta l'arrivo della primavera e i zeffiretti che soffiano leggeri. Poi un po' di contrasto. Vengono a festeggiarla con i letti, coprendo l'aria di nero manto e lampi e tuoni a festeggiarla i letti. E fa il momento di contrasto. Indi, tacendo questi, gli augelletti tornano di nuovo al loro sonoro incanto.
secondo movimento. E quindi sul fiorito ameno prato, al dolce spirar di fronde piatte, dorme il caprar col fido cane al lato. E dopo questo andante concludiamo con un bellissimo allegro. E allora di Pastoral Zampogna il suon festante, danzano le ninfe, danzano i pastori nel tetto amato all'apparir di primavera brillante.
passiamo al secondo concerto, l'estate. L'estate ho voluto proprio approfondire questo aspetto, avete sentito, di musica imitativa, ma ho voluto proprio esagerare, ho voluto farvi sentire cosa c'è. La caratteristica dell'estate qual è? Il caldo. E io ve la voglio far sentire con la musica, il caldo. Sotto dura stagione, dal sole accesa, langue il gregge, langue l'uomo e arde il pino. E questo è il primo momento. Poi l'onomatopee, scioglie il cucco, sarebbe il cuculo, la voce, e tosto intesa canta la tortorella, canta il cardellino. Altro quadretto, zefiro dolce spira, ma contesa muove Borea al suo vicino. E ultimo quadretto, e piange il pastorel, perché sospesa teme fiera borrasca e il suo destino.
E qui ho voluto fare proprio tutta un'unità. Il concerto è in 3 movimenti, ma io ho voluto fare tutta un'unità. Tant'è che qualcuno ha detto Vivaldi è l'inventore del poema sinfonico, e l'ho inventato anche questo. Allora, nel secondo movimento infatti si contempla, aspetta, non c'è la strada sbagliata, prego scusa che sono prete col anche la strada. Nel secondo tempo noi abbiamo invece il pastorello, vi ricordate che aveva paura, però non riesce a prendere sonno, poveretto, perché toglie alle membra lasse, cioè stanche, affaticate, il loro riposo, il timor dei ferri lampi e di mosche e mosconi, lo cuor furioso. Che purtroppo i suoi, qui non capisce niente neanche parlo. Che purtroppo i suoi timori sono veri, perché il pastorello aveva paura del temporale e adesso il temporale si scatena, no? Purtroppo i suoi timori sono veri, tuona e fulmina il ciel grandinoso, tronca il capo alle spighe e grania il terra.
E adesso entriamo nel quadro dell'autunno. L'autunno l'ho diviso in due quadri fondamentali, perché sono due i momenti più importanti. La vendemmia e l'altro, ai tempi nostri nel Settecento c'era la caccia, adesso voi siete più evoluti, andate a caccia tutto l'anno e quindi insomma noi invece l'avevamo solo nel periodo dell'autunno. E allora vediamo la vendemmia. La vendemmia ho immaginato il pastorello, contento e felice, non quello di prima, è un altro questo. Allora è tutto contento e suona e canta il pastorello, del felice raccolto pensa al bel piacere e quindi vendemmia. E del liquor di Bacco, se c'è il liquor di Bacco. E di maestro? No, questo il banco lo sa. Stiamo attenti però con il liquor di Bacco col codice Salvini adesso, mi raccomando. E del liquor di Bacco accesi, la poesia dice tanti, ma adesso è meglio dire accesi pochetti sotto lo 0,5 perché sennò ci apriamo le multe. No, e del liquor di Bacco accesi tanti, finiscono nel sonno il bel godere.
Vedete, questo basta per far capire a chi la musica classica non l'ascolta che la musica classica non è noiosa e che la musica classica sa anche divertire. Ad esempio, avete sentito come ho voluto evidenziare il passaggio dell'ubriaco? Fai il ripresenza. Anche questo suo modo di camminare così, vai. Vede? E va per terra. Allora, questo fa ridere tutte le persone intelligenti. Certo che quelli che si imbottigliano non ridono perché non hanno più il cervello per ridere. Allora adesso gut, sehr gut. Und nur kann ihr und sitzen Sie. Va sentate so. Was è spettacolo? Perché lo facciamo sedere? Perché è bravissimo certamente, ma perché, visto che siete così attenti, con voi vogliamo fare questo esperimento. Abbiamo detto che la raccolta si intitola Il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Abbiamo detto che l'invenzione era la melodia rappresentata dal violino e l'armonia è questa. L'armonia, parola greca che vuol dire, deriva dal verbo armotto, che vuol dire adatto, perché l'armonia adatta i suoni progressivamente in una forma modulata fino a che incontra il suono solistico e così si intrecciano e nasce il concerto che secondo un'etimologia deriva da cum sertum latino che vuol dire intrecciare e l'intreccio di melodia e armonia si rende ancora più evidente se vi facciamo sentire solo l'armonia e di questo movimento facciamo sentire solo l'armonia. Io vi consiglio di restare ad ascoltarla a occhi chiusi. Ognuno di voi sentirà chi un'armonia chopiniana, chi un'armonia beethoveniana, chi un'armonia mozartiana e chi addirittura ci sentirà dentro il profumo di Morricone. Occhi. Chiudiamo gli occhi. E amante scassetta, Vabbè, ma qui sono tutti bravi e ascoltiamo la voce dell'armonia.
E dorme. Pronto qua, veloce. Punto 1. Sehr schnell. Schnell, ok? Und kraftig bewegt. No. E adesso l'ultimo movimento, la rappresentazione della caccia. E mi perdoni la brambilla, ma purtroppo nel Settecento, quando uccidevano l'animale, io dovevo festeggiare, perché sennò i padroni mica mi pagavano. Lei ha detto che ero attento al soldo, ma dovevo festeggiarlo. Ma più uno torna a casa e dice, sì, certo già fa, vabbè, metti lì. No, dobbiamo far vedere che si era contenti. E allora inizia la caccia. I cacciatori alla novalba, con cani, cordi e schioppi, escono fuori. Fugge la belva, ne seguono la traccia, già sbigottita e languida al gran rumore dei cani, corni e schioppi, languida minaccia di fuggir, ma oppressa muore. con l'ultima stagione, l'inverno, concludiamo questa composizione. Io poi ho messo altri concerti nell'Opera 8, ma questa poi mi ha dato la fama, no? E quindi anche se avevo un po' di fame, mi avevo più fame che fama.
perché così maniamo Però la quando pizza. che te scendere il re a Vienna te che sbagliato. Però ho fatto bene invece. No. Allora, nell'inverno, agghiacciato, tremar tra nevi algenti. Cosa vuol dire algenti? Già sa, fredde. È una persona algida, una persona ghiacciata che ha un comportamento freddo, no? Ghiacciato. Al severo spirar d'orrido vento, orrido in latino, orridus, vuol dire che ti fa venire i penotti. Irti. Orripilare. Esatto. Corre battendo i piedi ogni momento e per il soverchio gel battere i denti. Adesso vi facciamo sentire i denti che batte. Che freddo che mi è venuto, invece per freddo che voi altri, la prossima volta compongo una roba, manco Sei che... sempre e stai. passa- Te viene il re, un mini maestro. Ha fatto vedere che
ha fatto anche la raffreddore sta musica, c'è fa freddo e dopo dice che, che la musica classica è una cosa imitativa. Per esempio, Tanto sai che devo scaldarsi, c'è un posto dove scaldarsi qua, bravi, dov'è? la maestra. Io l'ho creato con la musica, vedete lì? Adesso se vedrete con la mia musica, vedrete aprirsi una finestra rischiarata da un focolare, dalla luce di un focolare, e lì entreremo piano piano con la tecnica della zoomata, altro che Fellini, sono arrivati prima con Zumba, e entriamo dentro in quella casa dove vediamo la gente che passa di al focolare, quieti e contenti, mentre la pioggia fuori bagna ben 100. E che cosa vedono allora quelle persone da dentro la stanza vicina al focolare, guardando fuori? Allora io vi ho rappresentato i diversi momenti, come la gente affronta il passo sulla neve. Allora, camminare sul ghiaccio a passo lento, quelli che hanno paura di cadere, no? Per timore di cadere, girsene in tempo, andare attenti. Poi sono i giovani, correre sul ghiaccio, sdruzzolare, cadere a terra, rialzarsi, cadere di nuovo, finché il ghiaccio si rompe e si disserra. E poi ho immaginato un quadro cosmico, tutte le forze della natura, sentir uscire dalle serrate porte Scirocco, Borea e tutti gli altri venti in guerra che si scatenano in un temporale invernale, perché vedete, questo è l'inverno, ma tal che gioia apporta.